Siamo sempre collegati con Agostino Bonomo, Presidente Confartigianate Imprese del Veneto. Presidente, lei stava parlando della filiera dei pagamenti. Siccome siamo ancora freschi o caldi, che dir si voglia, dalla precedente crisi, cioè ci stavamo appena riprendendo, sappiamo bene che cosa vuol dire, e gli imprenditori lo sanno benissimo, gli artigiani anche, interrompere, non riuscire a far fronte alla filiera dei pagamenti, perché poi diventa una catena infinita che si amplia sempre di più, con ripercussione anche nella possibilità di mantenere i posti di lavoro, quindi i livelli occupazionali. Questo è un altro aspetto molto importante. Sì, questo è un aspetto importante, difatti noi abbiamo fatto anche degli appelli affinché ci sia una continuità di pagamento, che non ci sia nessuno che faccia il furbo, nel senso che dando la colpa al coronavirus non vada ad onorare quelli che sono i propri impegni e tenga viva quella che è proprio la filiera di pagamenti, affinché non parta quell'effetto domino rispetto al quale io non pago il mio fornitore, il fornitore non paga il suo e poi si arriva al disastro dell'economia. Ecco, rispetto a questo noi abbiamo bisogno di una iniezione di liquidità importante prima della fine del mese. Abbiamo capito che il decreto che è stato varato, quello ultimo, è sub judice rispetto a quelle che sono le decisioni della Comunità Europea per le autorizzazioni che servono sia da una parte per l'indebitamento, poi per questi famosi Corona bonus piuttosto che Corona bond piuttosto che Eurobond, che vanno a rimpinguare quello che è il Fondo Centrale di Garanzia da una parte. Però le proposte che stiamo facendo hanno a che fare anche con dei contributi a fondo perduto, perché per quelle aziende che sono state chiuse per ordinanza, per cui sì, per un'imposizione da parte dello Stato che dice voi dovete rimanere chiuse, è evidente che lì non c'è neanche la possibilità poi di poter far fronte a dei mutui che, per quanto dilazionati nel tempo, per quanto magari possano partire spostati in là rispetto al 2020, ma che se non hanno una possibilità poi di poter rendere fluida quella che è l'iniezione di liquidità, e io non posso far fronte perché diventa così pesante la situazione economica della mia impresa, derivante, ripeto, non da un fattore interno alla mia impresa che è in crisi. La mia era un'impresa che andava bene, che restava sul mercato, che onorava i propri debiti, che pagava i propri dipendenti. Mi hai detto che devo rimanere chiuso per un certo periodo. A questo punto io non sono chiuso per mia volontà, sono chiuso perché me l'hai detto tu Stato, esatto, mi devi dare con dei contributi a fondo perduto, altrimenti non ce la faccio a rimanere sul mercato, per cui divento un soggetto sociale in meno sul territorio, un'impresa che occupava e che creava benessere e che creava anche stabilità sociale nelle comunità in cui sono inserite. Il decreto liquidità come lo vedete voi? Beh, noi intanto lo vediamo, come ho detto prima, ancora una chimera, nel senso che stamattina io sono andato in banca per capire che possibilità c'erano, mi hanno detto lo faremo sapere, voglio dire. Esatto, nel senso che infatti, non c'è ancora, cioè, tanti hanno ricevuto risposte. Non è ancora ben chiara, non c'è ancora una modulistica, alle banche non è ancora stata data. Cioè 25.000 euro di prestito, a quali condizioni, in che termini, chiedono molti artigiani? Beh, allora intanto i 25.000 euro di prestito non sono 25.000 euro di prestito, ma il 25.000 euro sono il tetto rispetto al proprio fatturato, ed ecco. È un 25%, per cui l'azienda con l'artigiano che lavorava da solo e che fatturava i 70, gli 80.000 euro o i 60.000 euro, i 25.000 euro sono il tetto massimo, per cui si deve dividere 60.000 per il 25% e quello è il prestito che possono avere. Ma ripeto, ad oggi le banche hanno chiuso all'1, giusto, non lavorano più il pomeriggio, non è partita una di pratica finora per erogare questi 25.000 euro nei conti delle imprese affinché possano far fronte a quelle che sono le loro scadenze. E ripeto, anche questi sono dei fondi che devono essere restituiti nel tempo e con le procedure che sono descritte nel decreto, peraltro il decreto che non è ancora, non ci sono ancora quelle che sono le circolari applicative, non c'è ancora niente. Ma diciamo che il funzionamento, l'attivazione di questo è subordinato a un'azione da parte dell'Unione Europea, a un assenso da parte dell'Unione Europea, se non erro? Corretto, proprio così.
E quindi noi siamo in balia di quello che l'Europa risponderà, che molto plausibilmente dirà tutto per quello che serve la sanità va bene, il resto no, Io spero sostanzialmente. proprio di no, voglio dire, ci stanno dando ampie rassicurazioni rispetto al quale quello che si sta concordando con l'Europa è che quel decreto possa diventare una concretezza. Ecco, per cui io credo che neanche alla Comunità Europea possa interessare il fatto che ci sia l'Italia che vada completamente in scatafascio, perché voglio dire, in questo momento la comunità deve essere comunità, per cui l'appello anche che si fa come nazione è quello di dire, già da un po' non la chiamavamo più l'Europa, Comunità Europea, no? Quando si faceva riferimento si parlava sempre di Europa. E adesso ritorniamo a parlare di comunità. Allora, nelle comunità, quando c'è una disgrazia, la comunità si stringe attorno a chi, rispetto a questa disgrazia, che può essere il terremoto, piuttosto che l'incendio, piuttosto che la comunità diventa comunità, per cui si mette da parte magari anche delle situazioni precedenti che possono aver creato dei dissapori e si cerca di tutti quanti assieme uscire dal problema. L'appello è che questo possa succedere e che l'Italia, che peraltro ha fatto coalizione con Francia e Spagna su questo tema, possa avere soddisfazione a livello europeo. Ma l'auspicio è che questo veramente arrivi e dobbiamo riporre un po' di fiducia, voglio dire, su questo, anche sull'attività che sta facendo il governo nei confronti dell'Europa, altrimenti veramente sarebbe una sciagura. Assolutamente. Per quel che riguarda invece la burocrazia, anche le pratiche di istruttoria, quant'altro per attivare tutto questo, sono comunque dei costi di cui non si tiene Sono di conto. costo. La burocrazia io vorrei fare anche un altro, così, dire alcune cose. Questa è l'occasione che abbiamo per spazzare via tutte quelle incrostazioni burocratiche che già prima ingessavano questa nostra nazione, che veramente erano delle situazioni rispetto alle quali non ce le potevamo già permettere prima. Ecco, io spero che questa sia l'occasione per tirare via tutte quelle pratiche burocratiche inutili, quelle incrostazioni burocratiche frutto anche di leggi passate che magari non erano state cancellate, non erano state abrogate, che costringevano i cittadini tutti, non solo le imprese, a sottostare veramente ad alcune angherie burocratiche. Ecco, per cui speriamo che ci resti qualcosa di buono dal coronavirus, che ci sia un colpo di spugna rispetto a tutti quei codici degli appalti, piuttosto che situazioni che erano diventate già insopportabili qui. Detto questo, rispetto poi a una situazione precedente, veramente noi non stiamo vigilando affinché non ci siano come associazioni di categoria tutte, perché qui veramente è un'azione che stiamo portando avanti in concerto con anche le altre associazioni di categoria, che rispetto a quelli che sono anche le possibilità di accedere ai benefici dell'ultimo decreto, che non ci siano dei percorsi burocratici incomprensibili da una parte e di ostruzione dall'altra, affinché quelli che sono i benefici che devono arrivare per forza sotto forma di iniezioni di liquidità non siano aggravati da incrostazioni burocratiche e da costi derivanti da pratiche burocratiche inutili. Assolutamente. Un'ultima questione, le necessità, voi avete fatto anche un'indagine sulle necessità di liquidità nell'artigianato un po' in Veneto e sono emersi dei dati importanti, cioè c'è bisogno effettivamente di questa liquidità per diversi settori produttivi che non si pensava così, parlandone genericamente, invece dall'analisi dettagliata che avete attuato dall'ufficio studi è emerso sì, abbastanza evidentemente. Beh, è emerso in maniera importante ed evidente, assolutamente sì, perché la statistica ci dice che ogni settimana di chiusura va da un 3,5 a un 4% di mancato ricavo, ma di mancato fatturato nell'ambito dell'anno, per cui una settimana chiusa un 4% di fatturato in meno. E come l'ho detto prima, le aziende rimangono in piedi col cash flow che si riesce a generare durante il mese, per le scadenze che poi ci sono all'interno del mese, per cui un 4% in meno, ormai è un mese che siamo chiusi, diventa un 16% in meno, cioè stiamo parlando che a livello mondiale si parla di un 3% di calo del PIL a livello globale, che dobbiamo ritornare al dopoguerra per trovare una crisi simile, voglio dire. Per cui quello che si continua a dire, qualcuno dice ma si sta rincarando la dose, non è così.
Noi stiamo vivendo un periodo di guerra, non stiamo rincarando le dosi. Cioè, secondo lei la ripresa, quando si dovessero dire perfetto, si riprende, sarà lenta o potrebbe, visto che hanno già ingranato il resto dell'Europa e in alcune parti del mondo manco si sono interrotti, potrebbe essere una ripresa abbastanza veloce per noi? Beh, intanto io sono convinto che ne usciremo tutti profondamente cambiati anche nelle abitudini, anche delle abitudini delle famiglie, quelli che poi sono i consumatori, che poi alla fine sono quelli che comandano, no? Sul mercato. Tutto ciò che si produce perché poi viene consumato ed è il mercato che comanda. Per cui avremo a che fare anche con degli cambi di abitudine piuttosto che dei cambi di consumi e ci dovremmo tutti quanti adeguare. Per cui la ripresa deve essere la più veloce possibile e deve far conto anche con delle trasformazioni che sicuramente ci saranno, e queste trasformazioni dovranno essere prese in considerazione fin da subito per adeguarci a quelli che saranno anche ai consumi e ai bisogni del consumatore, che sicuramente saranno modificati in maniera importante. Anche questa volta forse i più piccoli si riusciranno ad adattare meglio alle nuove esigenze, come è avvenuta con la crisi precedente, che hanno dimostrato una grande plasticità e adattabilità e anche sono riusciti ad agganciare nuovi mercati, per cui nel nostro nord-est anche le imprese artigiane hanno agganciato la ripresa molto rapidamente. Potrebbe essere così? O c'è un ruolo da parte delle associazioni di categoria importante per dare degli stimoli, per supportarli, per stimolare anche il governo in certi interventi? Noi stiamo facendo anche tutta un'azione di affiancamento delle imprese affinché siano veramente pronti alla ripresa del lavoro, proprio ad essere reattivi rispetto ai segnali che arrivano dal mercato, perché questo è quello che stiamo facendo anche con dei corsi di formazione online, dove andiamo a insegnare alle imprese di prepararsi con i piani A, di piani B, di piani C rispetto a quello che poi sarà la realtà quando si ricomincerà a produrre, quando si riapriranno anche le attività commerciali, capire subito quali possono essere i segnali più o meno deboli da parte dei consumatori per potersi adeguare anche poi nelle varie produzioni. Perfetto, siamo in chiusura, pochi secondi. Un auspicio o una richiesta importante da parte vostra, qual è? Beh, l'auspicio intanto è di essere giustamente preoccupati, ma di non avere paura, nel senso che la paura è una cattiva consigliera e spesso poi sfocia nelle fobie, e dobbiamo essere molto calmi e molto attenti. E poi da parte nostra come categoria nei confronti dei lavoratori ci deve essere un'attenzione importante affinché non si interrompa la catena proprio dei finanziamenti e la possibilità di avere queste famose iniezioni di liquidità affinché le imprese possano far fronte ai propri impegni. Perfetto, Presidente, io la ringrazio tantissimo, le auguro comunque buon lavoro perché so che è sempre tanto impegnato e ci riaggiorneremo naturalmente tra non molto per capire com'è la situazione, sperando che qualcosa eppur si muova. Grazie ancora a voi telespettatori, grazie di averci seguito come sempre, scriveteci e buona serata, ci vediamo come sempre domani, grazie.